si può fare comunque grande impresa, essere rinomati anche nella piena legalità, anche partendo da Scampia. Assolutamente sì, anzi le persone che crescono a Scampia da questo punto di vista sono pure più facilitate, perché essendo cresciute in un quartiere che necessariamente richiede lo sviluppo di capacità che in quartieri più tranquilli, tra virgolette, non sono necessarie, permette poi agli aspiranti futuri imprenditori di avere quella sorta di sesto senso che aiuta ad individuare quelle che possono essere concrete realtà di business, ma soprattutto ad evitare personaggi loschi o situazioni che possono essere imbarazzanti per chi in qualche maniera vuole intraprendere un'attività imprenditoriale. Ma perché hai scelto e deciso di restare qua? E di crescere i figli qui? Io in verità mi si sono trovato bene, perché io realmente ho avuto un vantaggio nel poter crescere qui a Scampia. Tenete presente che quando è scoppiata la crisi in Italia, quelli che ne hanno risentiti subito sono stati gli imprenditori del nord. Perché? Perché si sono trovati in una situazione complessa che non avevano mai affrontato. Nel sud questa cosa si è sentita molto di meno, perché l'imprenditore del sud è abituato ad affrontare problemi e tante cose strane che gli succedono tutti i giorni. Con l'attività che fa, con quello che insomma si vede anche in giro sulle TV internazionali che riguardano la sua azienda, c'è un riconoscimento da parte dei suoi vicini, degli abitanti di Scampia? Come si rapportano a lei, alla sua famiglia, ai suoi figli, alla sua moglie? Ma in verità diciamo che sono diverse le realtà che hanno avuto successo e che provengono da Scampia. C'è stata anche una medaglia d'oro, però fondamentalmente non è che le persone in qualche maniera siano interessate al fatto che io possa avere più o meno riconoscimenti dal punto di vista nazionale o internazionale, no? Anche perché la mia azienda quest'anno è il premio nazionale per l'innovazione, quindi in qualche maniera rappresenta l'Italia nel mondo come piccola impresa. Sono più interessati al fatto che si possa avere successo senza necessariamente poi cadere nelle maglie della camorra. La sua attività in realtà esattamente in cosa consiste? Che è stata pure pluripremiata. La SMS Engineering si occupa di sviluppo software e di system integration, quindi noi fondamentalmente siamo una società informatica specializzata nel meccanizzare le imprese. E se Venezia dovesse chiamare Napoli, l'SMS Engineering come risponderebbe? No, ma io sono molto interessato a, diciamo, a espandermi a livello internazionale e anche, diciamo, nel settentrione. Noi in questo momento abbiamo sviluppato 2 soluzioni software, una nata per l'aerospazio e una nata per il settore automotive, quindi tutte le piccole e medie industrie del nord per me sono di interesse come target, perché possono attraverso le mie soluzioni potersi espandere su mercati nei quali ancora non sono presenti e acquisire una clientela di un certo livello. E io, per poter operare nel Veneto o nel settentrione in generale, ho bisogno di partner informatici che operano in quella zona, che possono integrare le mie soluzioni presso i clienti finali.